Martedì 11 febbraio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Oggi assieme leggeremo il quotidiano Il Gazzettino di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina di questa edizione. La notizia in primo piano riguarda la sicurezza in provincia di Belluno. Come foto di copertina: sicurezza, metà sono donne in servizio per i Giochi 2026. In provincia 53 nuovi carabinieri, sono 53 i carabinieri arrivati in provincia, metà, appunto l'avete sentito, sono donne. L'articolo a firma di Giovanni Santin lo troveremo a pagina 5. La reazione di Pozza sia alle fusioni. Il presidente della Camera di Commercio: prima dell'unione con Treviso eravamo deboli, basta con le polemiche sul turismo. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 3. Cambio al vertice, Bona, sindaca del comune di Tambra e presidente del GAL Prealpi. L'approfondimento a pagina 11. Fatto di cronaca giudiziaria: ustionata nell'esplosione della casa, vuole 1 milione di euro. Riportò ustioni di terzo grado nel 50% del corpo da quel giorno in cui la casa di Sorriva, dove lavorava come badante, esplose. La sua vita è diventata un calvario. 1 anno e mezzo di ricovero con cure che non sono ancora finite, con il pericolo di continue nuove infezioni, ma per quanto accaduto la 57enne di origine romena non ha mai avuto alcun risarcimento e non può più lavorare. Per vedere risarciti i danni patiti, che sfiorano il 1 milione di euro, non può che sperare nella giustizia. In tribunale a Belluno, sotto accusa per crollo di costruzioni e lesioni colpose, l'imprenditore che installò il piano cottura è il proprietario dell'immobile. L'approfondimento di Bonetti a pagina 8. Il caso processo all'attivista PFAS, Bottaccina, assessore regionale: non ho mai nascosto documenti. Non ho mai nascosto alcun documento, sono ancora visibili sul sito ed erano lì poco dopo l'approvazione. È iniziato ieri in tribunale, con la testimonianza dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccini, il processo all'attivista vicentino accusato di averlo diffamato sulle questioni PFAS. L'approfondimento a pagina 2. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Coppa del Mondo di snowboard, quasi pronta la pista di Socrepes. Sempre da Cortina Olimpiadi, la corsa per diventare un tedoforo. Diventare tedofori, fra pochi giorni si aprono le iscrizioni. L'approfondimento di Dibona a pagina 10. Ancora sport, la Coppa Feltre, una notte di festa e la pasta asciutta alle 6 del mattino al Drio Le Rive. L'articolo di Mammani a pagina 13. Sci paralimpico, slalom d'argento, René De Silvestro ancora sul podio dei mondiali. L'articolo a firma di Dibona lo troveremo a pagina 14. E ancora calcio, Dolomiti, dopo il sorpasso il Treviso cambia tutto. Esonerato cacciatore, al Tenni arriva il remida della Serie D, Carmine Parlato, che ieri non ha mai citato direttamente i bellunesi. L'approfondimento di Lazzarin lo troveremo a pagina 12. Passiamo invece a pagina 2 con una notizia che riguarda il capoluogo bellunese. Il sindaco proclama eletti 27 capi frazione, ora inizia il lavoro. Con la firma dell'atto si conclude l'iter, ora convocheremo una prima assemblea plenaria per le mobilità operative. Chi sono i 27 capi frazione? Baldenic Daniele Luigi Filippo, Bes Dalfara Maurizio, Bolzano Bellunese Calvi Mario, Borghi Storici Emmi Stefano, Caleipo Nogaré Stefania, Castione Pellegrino Francesco, Castoi Zampieri Vittorio, Cavarzano dal Molin Lorena, Centro Caldart Tiziana, Cirvoi Olivo Cristian, Cusighe Antole Laura, Faver Gaffante Imerio, Levigo del Favero Enrico, Madeago de Bona Lorenzo, Mussoi Metaiana, Nevegal Libralon Daniele, Oltrepiave Daronc Franco, Orzes Franzolin Stefano, Salce Capraro Ivo, Sarniano Bortot Angelo, Soit Sacchet Davide, Sopracroda Somacal Raniero, Sossai Viel Domenico, Tassei de Barba Sandro, Tisoi de Bin Roberto, Via Feltre Vettorel Maurizio e infine Visome Scagnet Rino. Politica, sempre a pagina 2, Fratelli d'Italia, rinnovo dei circoli comunali, tutti i nomi ed eccoli qui, suddivisi appunto per il territorio bellunese: Belluno Monica Mazzocco, Liagordino Umberto Bozzao, Alpago Luca Padovan, Calalzo Anna Fanton, Destra Piave Francesca Meneguolo, Ponte Francesco Bortoluzzi, Domegge Gianni Martagon, Feltrino Andrea Stella, Longarone Mario Zandomenico, Lozzo Vigo Runzo, Amilcare Zancolò, Sinistra Piave Milena De Zanet e infine Querovas Sette Ville Cheti Bavaresco.
Continuiamo con pagina 3, altra notizia che riguarda il territorio bellunese per quanto riguarda l'aspetto economico e turistico. Le fusioni rendono forti come noi. Questa è la dichiarazione di Pozza, presidente della Camera di Commercio Belluno Treviso. Noi no ai Marchesi del Grillo come per DMO, e dopo 10 anni dall'unione dell'ente camerale con Treviso, realtà di 100.000 imprese con importanti risorse dedicate. Queste le dichiarazioni di Pozza, e troverete anche a pagina 3 una serie di dati riferiti appunto al settore impresa, sedi di impresa totali attive per classe di natura giuridica, e vediamo appunto che sono 7.529 quelle individuali, 2.546 quelle di società di persone, 2.388 le società di capitali, altre forme 345. Vediamo comunque un numero rosso, un dato rosso praticamente per tutte le realtà, segno comunque anche di una parziale crisi. Ma leggiamo le dichiarazioni di Pozza. Abbiamo messo in campo soldini per rilanciare la Fiera di Longarone, importante per la comunità, e ci sono quasi 6 milioni di euro in preventivo 2025 dalla digitalizzazione ai grandi eventi ai giovani. Si riparte da 12.800 aziende, cancellate 500 ditte fantasma. La demografia va letta tenendo conto di questa premessa, eliminate le inattive ora l'anno zero. Quindi una notizia positiva per quanto riguarda il settore imprenditoriale della provincia di Belluno, collegata con quella di Treviso, dato che la Camera di Commercio ormai da 10 anni si è unita, parliamo di Belluno e di Treviso, in una unica realtà. Pagina 5, la foto di copertina. Arma, 53 arrivi, metà sono donne, è il più grande contingente di rinforzi destinati alla provincia. Il comandante Pigozzo, segnale di attenzione al bellunese. Il presidente Padrin, è uno degli effetti delle Olimpiadi, un elemento di quella legacy che cominciamo a vedere. Sono operativi da ieri 53 giovani nuovi carabinieri, fra cui si contano 21 donne, distribuiti su tutto il territorio provinciale, destinati a rinforzare tutte le 24 stazioni dell'Arma. Ieri sono stati ricevuti dal prefetto, e alle parole di benvenuto del comandante provinciale, il colonnello Enrico Pigozzo, si aggiungono quelle di soddisfazione del presidente della provincia Roberto Padrin. È un segnale importante di attenzione verso la provincia di Belluno, dice Pigozzo. Siamo particolarmente grati al comandante della Legione Carabinieri Veneto che, cogliendo appieno le esigenze di questo territorio, ha destinato un contingente molto importante per aumentare la nostra capacità di controllo e di risposta in termini di sicurezza per i cittadini. Siamo particolarmente contenti in particolare che vi siano ben 21 donne, ha rimarcato il comandante provinciale. Questo ci consente di avere personale femminile praticamente in ogni stazione, e non è poco rispetto al tema della violenza di genere, perché le stazioni sono il presidio sul territorio che accoglie per la prima volta le donne vittime di violenza, e la presenza di colleghe donne è un fattore che ulteriormente aumenta la possibilità di far sentire a proprio agio le vittime in un momento molto delicato. E sempre a proposito di attività per quanto riguarda la sicurezza in provincia di Belluno, un omaggio, un ricordo, in questo caso della Polizia di Stato, al questore Palatucci in occasione dell'anniversario della morte dell'ultimo questore di Fiume, Giovanni Palatucci, martire il 10 febbraio 1945. Si è svolta ieri mattina una breve cerimonia in suo ricordo al Parco Fluviale di Lambioi. Siamo a pagina 7 del Gazzettino di Belluno. Cesio Maggiore, museo etnografico, restauro continua. All'inizio di marzo inizieranno le opere per ridare valore all'ex casa del custode che si trova nel Giardino delle Rose. I lavori innovativi, che avranno complessivamente un costo di 287.000 euro, arriveranno dal Fondo Comuni Confinanti. Feltre alla Media Rocca, nuovi corsi innovativi e tecnologici. E continuiamo con il fatto di cronaca giudiziaria che ci porta a Sovramonte. Ustionata nell'esplosione, 2 a processo. Il disastro avvenne in una casa prefabbricata di Sorriva. Nei guai il proprietario e l'idraulico, parte civile la badante che rimase ferita e riportò danni permanenti, chiede quasi 1 milione di euro. Le accuse sono di crollo di costruzione e lesioni colpose. C'era un tubo che andava sostituito. Sette Ville, centro Col della Croce, minoranza critica, il capogruppo Antonio Mondin, le richieste per partecipare alla gara troppo stringenti. E ancora dal Basso Feltrino, Arsie, area olimpica nel comune più lontano da Cortina, al centro del mondo. Non ci perdiamo in polemiche, facciamo da soli una bandiera. Santa Giustina, Unifarco premiata tra le imprese più innovative del Triveneto, il riconoscimento per il grande impegno di innovazione.
Continuiamo con pagina 9, una mostra per ricordare il talento di Arturo Faganello. L'appuntamento è a Ponte nelle Alpi e vediamo un attimo dove si terrà questa iniziativa. Lo stemma con la civetta dell'omonimo compressore scistico, la scritta al pago usata tuttora e il logo del caffè Puerto Rico sono tutti usciti dalle mani di Arturo Faganello, che vediamo in questo scatto, e diamo un attimo uno sguardo per capire dove si terrà questa mostra. Si terrà appunto a Polpette. Si parla anche di carnevale. Sedico sulla maschera, carnevale al via. Nel fine settimana decolla la tradizionale manifestazione che richiama sempre migliaia di persone da tutta la regione. Aprirà l'evento sabato la cena alla reversa con menù che parte dal limoncello e caffè. Domenica la prima sfilata. Cortina alle Olimpiadi in cerca di teodofori, aggiorna le indicazioni per chi vorrà portare la fiamma lungo una delle tappe bellunesi di avvicinamento a Milano. La torcia sarà accesa il 26 novembre ad Olimpia in Grecia, arriverà il 4 dicembre in Italia e il 26 gennaio sarà in Ampezzo. A Facade invece una brutta notizia, Anna in lutto, morto a 70 anni l'ex capogruppo Follador, dopo una lunga lotta si è arreso al cancro, oggi il funerale. E sempre dalla Gordino Cenceniga al Nofilò il ballo di San Valentino, ultimo evento prima dei lavori, iniziativa in questo caso organizzata dalla famiglia ex emigranti della Gordino. Rimaniamo a Cortina, paraboliche, dossi, salti a Socrepes, ultime rifiniture alla pista di Coppa. Si lavora in quota per preparare il tracciato che nel weekend accoglierà la tappa ampezzana alle gare iridate di snowboard. San Vito Pieve di Cadore, al Giao cerchi incisi sulla roccia, li spiega il gruppo archeologico, e ancora a Sappada il gruppo Olzaccar al traguardo del mezzo secolo. Passiamo allo sport bellunese, calcio di Serie D. Parlato il grande avversario, il sorpasso della Dolomiti provoca un terremoto al Treviso, esonerato Cacciatore, la rincorsa al primo posto ora occupato dai bellunesi affidata al tecnico considerato un vero re Mida. Sport hockey, la Coppa Emozione Vera. Il capitano Andrea Damin racconta la pazza notte del Feltre in viaggio fino alle 6, pasta al palaghiaccio e poi a dormire. Come mi sento? Felice, felice, felice. Grazie ai tifosi alle Final Four di Varese è stato come giocare in casa. E vediamo in questo scatto appunto la gioia con i protagonisti, ovvero Andrea Damin, originario di Lentiai e capitano del Feltre Hockey, pronto ad alzare il trofeo della Coppa Italia. A fianco i due portieri Jody Manfroi di Sovramonte e Stefano Bortoli. Più a sinistra la festa del collettivo. Ancora sport, sci alpino paralimpico, siamo a pagina 14 del Gazzettino di Belluno. De Silvestro ancora sul podio, mondiali di Maribor, domenica l'oro in gigante, ieri l'argento nello speciale per il grande René, è la sesta medaglia ridata della sua carriera. E terminiamo con l'agenda. Cortinametraggio, selezionati 21 corti per l'edizione 2025, al via il 17 marzo, ovviamente a Cortina. Corso di filosofia, oggi nuova lezione da Label, l'appuntamento in questo caso è a Belluno. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. Il sito invece della rivista digitale Bellunesi nel Mondo, al sito www.bellunesinelmondo.info, vi aspetto tutti i giorni per rimanere aggiornati su tutto quello che avviene in provincia di Belluno e non solo. A voi tutti davvero un buon proseguimento di giornata in compagnia anche di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.